Festeggiato ieri il 79° anniversario della fondazione della Repubblica, cerimonia in Piazzale Bionfiglio e al Tempio della Concordia. Mariamico segnala lo sversamento di liquami fognari nel fiume Akragas che inquinano il mare di San Leone per via di una perdita nell'impianto dell'ex mulino di Taglialavoro. Il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, è il nuovo segretario provinciale del PD. Presentato oggi il progetto di riqualificazione urbana degli spazi esterni dell'Istituto Brunelleschi Gallo, redatto dagli studenti stessi, presente il presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Pendolino. Grande partecipazione all'iniziativa del distretto Lions Sicilia per la giornata di prevenzione della salute, effettuati vari controlli medici. Successo per l'edizione di Mangia e Passia e Oppolo Giancaxio per la festa del cibo e dell'arte di strada. Controlli a tappeto delle forze dell'ordine in vista della stagione balneare a diversi lidi di San Leone. Incidente al quartiere di Cannatello a una giovane donna che per via di una perdita idrica va in ospedale, nota del comitato di quartiere di Cannatello. Denunciato un cittadino malese per rissa e resistenza pubblico ufficiale ad Agrigento, incendio a un'abitazione di un bracciante agricolo a Ravanusa. Le squadre di Gela e Modica a un passo dalla Serie D, l'Under 16 dell'Akragas va in finale per il titolo della categoria. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi martedì 3 giugno. Ieri 2 giugno si è svolta la celebrazione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica, 2 momenti delle manifestazioni, la prima a Villa Bonfiglio con la deposizione della corona d'alloro ai caduti per la Patria, poi alla Valle dei Templi con l'alzabandiera e la lettura del messaggio del Capo dello Stato Mattarella e la consegna di 2 onorificenze al professor Giuseppe Crapanzano e al dottor Giuseppe Grandinetti. Oggi la festa della Repubblica, una festa importante che segnò la Repubblica sulla monarchia e dove in particolare andarono a votare moltissime donne. È vero, questo è un po' il tenore anche del messaggio del Presidente della Repubblica per questa festa della Repubblica 2025, però ecco, oggi per noi la festa del 2 giugno ha un sapore particolare perché ricade nella capitale della cultura, quindi oggi la centralità è su Agrigento, abbiamo anche la fanfara dell'esercito, abbiamo anche il piacere e l'onore di ospitare in questa manifestazione di rilievo non solo territoriale ma anche regionale il comandante della Regione Militare Sicilia, quindi questo ancora di più dà il segnale e proprio il significato di questa festa della Repubblica, centralità su Agrigento, quindi questo ci onora, ci fa veramente tanto piacere. Una bella festa e soprattutto un bel messaggio che oggi manderemo come sempre alle giovani generazioni. La presenza dello Stato, appunto oggi ad Agrigento nel territorio che forse mai come adesso ha bisogno di legalità. Sì, ha detto bene, è un periodo assolutamente particolare, leggiamo tutti i giorni le cronache giornaliere, vediamo un po' che questa provincia continua ad essere sempre martoriata e da tante problematiche. Però ecco, questo deve essere un momento di riflessione ma soprattutto di rilancio, perché questo territorio ha non solo la necessità di una collaborazione, una sinergia tra tutti gli enti, non solo istituzionali ma soprattutto del territorio. Per territorio intendo i cittadini, il senso civico dei cittadini e soprattutto ecco, dare quel contributo che oggi tutti quanti abbiamo bisogno. La festa avrà un suo svolgimento alla Valle dei Templi? La festa prosegue con la cerimonia militare, proprio la parata si svolgerà davanti al Tempio della Concordia e questo ancora di più contribuisce a dare valore a questa festa della Repubblica, un luogo simbolico, un luogo ricco di cultura, perché la festa della Repubblica deve sempre e comunque passare attraverso il concetto di cultura e di legalità. Questa sua presenza qui ad Agrigento quanto è importante oggi 2 giugno?
È importante rappresentare alla città di Agrigento che le istituzioni militari sono qui presenti, perché Agrigento merita, proprio in quest'anno in cui è città della cultura, l'attenzione di tutte le istituzioni. Sì, il 2 giugno 1946 un referendum ha decretato il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, una svolta importante per la nostra nazione e noi ogni anno si ripete questa cerimonia molto toccante e significativa, specialmente proprio in quest'anno, come dicevi tu, di Agrigento e Capitale d'Italia. Fanfara dei Bersaglieri, sempre presente, oggi ha ritenuto di essere qui a Villa Bonfiglio per festeggiare il 2 giugno, un momento bello anche per chi ascolta. Sì, quest'anno siamo ritornati, ci hanno voluto di nuovo qua in questa grande manifestazione, in questa anche festa, un raduno anche militare e siamo qui adesso, stiamo per iniziare. Ecco, siete partiti da Piazza Pirandello fino ad arrivare qui, andrete alla Valle dei Templi? Sì, andremo alla Valle dei Templi dove ci sarà praticamente l'alzabandiera e poi ci sarà il prefetto che dirà... Ma la vostra è una presenza importante, no? Sì, la nostra è apprezzata? Sì, è apprezzata, lo vediamo noi anche con le persone che ci seguono, anche dalle persone che sono qua a Agrigento, che siamo molto apprezzati. La manifestazione ufficiale della Festa della Repubblica si è svolta ieri a Roma alla presenza del Capo dello Stato Mattarella, presente anche il Cardinale Bardo Reina. Vediamo un estratto della cerimonia romana. Ha un'importanza fondamentale per l'unità d'Italia, per ribadire che la parte migliore dell'Italia sono uomini e donne in divisa e poi... motorizzata di seconda generazione, dedicata alle guarigioni degli ordini destini e dotato di un sistema di visione della patologia. La difesa di Roma, a seguire con 44 elementi, fino alla campana della Legione dei Carabinieri. E poi, me lo si consenta, li amo tutte indistintamente, ma croce delizia della mia vita sono gli uomini e le donne della polizia penitenziaria che oggi ho visto sferrare con più reparti, dal GOM al NICA, alla polizia penitenziaria al GIO. Sono molto felice. Milano ora 4 moto e 3 veicoli di ultima generazione, a locazione al corpo di polizia penitenziaria. Le autovetture garantiscono elevatissimi standard di sicurezza nel personale del gruppo operativo MONA, per la prima volta sia il funzione operativo da ordine pubblico, al gruppo di intervento. È una festa per il nostro paese, è un momento non facile per il mondo intero, speriamo che il nostro paese contribuisca fattivamente a ritrovare sentieri di pace. Sono contento di avere questo legame molto bello con gli agrigentini e spero di abbracciarli presto. Un pochino dietro, grazie. No, tutto l'occhio, si va a chiamare.
Uno che c'è tutto il giornale, per quella là, Ah sì. capito? Non mi ricordo come mi sto, come della cultura. La bandiera ha un profondo significato simbolico. Il cittadino la porta nel cuore, prima ancora di onorarla e grazie ad essa che questi uomini e donne. Ancora una volta Mariamico Agrigento riesce a documentare un'immissione anomala di un grande versamento di liquidi direttamente nel fiume Akragas che vanno ad inquinare ulteriormente il mare di San Leone, il nostro servizio. Puntualmente, ancora una volta, Mariamico Agrigento riesce a documentare un'emissione anomala di un grande versamento di liquami direttamente nel fiume Akragas, andando a inquinare ulteriormente il mare di San Leone di Agrigento. Lo scarico incontrollato dei liquami si verifica nella zona del villaggio Peruzzo, all'altezza del mulino ex Taglialavoro. Una cosa simile era già accaduta nel 2022, quando dopo una nostra segnalazione sia l'ARPA, l'ASP che la Capitaneria di Porto avevano individuato la presenza di uno scolmatore nella rete fognaria che provocava lo scarico delle fogne direttamente nel fiume Akragas e senza alcuna depurazione. La mancanza di controlli, dichiara Mariamico Agrigento, e l'assenza di manutenzione ordinaria e aggiungiamo noi la tracotanza dell'AICA provano per l'ennesima volta un danno irreparabile al nostro mare e alla balneazione. Di questo grave fatto abbiamo prontamente notiziato l'ARPA, l'ASP, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, il Comune, l'AICA e ovviamente la Procura della Repubblica di Agrigento. Noi manteniamo, conclude Mariamico, alta l'attenzione sui problemi che determinano l'inquinamento del nostro mare e dell'ambiente. Questo è quello che cerchiamo di fare da anni con il nostro modesto contributo, svolto costantemente per provare a risolvere e limitare i problemi che possono mettere a rischio la balneazione e l'ambiente in generale. Siamo alle solite ad Agrigento. Arriva l'estate e arrivano i problemi del sistema fognario. Come è accaduto già nel 2022 c'è stata un'interruzione della canalizzazione delle acque fognarie che invece di arrivare al depuratore di Sant'Anna sono state sversate nel fiume Akragas che arriva direttamente a mare a San Leone. L'AICA ci ha confermato questa rottura e che è venuta la riparazione, però non è possibile che di queste cose si accorga sempre Mariamico invece che loro e invece che di avvisare gli organi preposti delle rotture, perché si rischia di rovinare la stagione balneare come avviene da diversi anni ad Agrigento. E sempre Mariamico Agrigento comunica che l'elica di un'imbarcazione ha colpito e ucciso uno splendido esemplare di tartaruga caretta a Porto Empedocle, come stiamo vedendo nella foto. Il rettile probabilmente si stava avvicinando a riva per scavare il suo nido e deporre le uova e invece ha trovato la morte. Mariamico ha subito contattato l'Istituto Zooprofilattico di Palermo che ha immediatamente ritirato la carcassa e presto effettuerà l'autopsia per certificare l'eventuale presenza delle uova all'interno dello sfortunato rettile. Il sindaco Francesco Cacciatore è il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico in provincia di Agrigento. Emerge che la comunità democratica nella provincia di Agrigento mi ha scelto come segretario del partito, afferma il sindaco Cacciatore. Con grande emozione sento il dovere di esprimere la gratitudine nei confronti di tutti i tesserati per la partecipazione, per l'entusiasmo e per tutta la loro passione. I miei complimenti vanno a Giacomo Vivacqua, a cui rinnovo la mia stima e che sono sicuro troverò al mio fianco in questo nuovo impegno. Cacciatore conclude dicendo: oggi inizia una nuova storia, insieme lavoreremo per rendere il nostro partito democratico sempre più unito, aperto e capace di stare tra la gente, nelle piazze, nei circoli e nelle istituzioni. Da domani si cammina insieme avanti, conclude Cacciatore.
presentato oggi all'Istituto Gallo Brunelleschi un progetto di riqualificazione urbana degli spazi esterni dell'Istituto, redatto direttamente dagli studenti, presente il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Pendolino, che potrebbe far diventare il progetto pilota per le altre scuole. Le interviste. Preside, oggi un'interessante iniziativa con il presidente del Libero Consorzio per un progetto che, se va in porto, potrebbe essere pilota, che tratta gli spazi esterni del vostro istituto. Sì, un progetto che coniuga quella che è l'attività didattica svolta durante l'anno con un'idea di riqualificazione degli spazi della nostra scuola, degli spazi esterni, per renderli sempre più accoglienti, sempre più funzionali e sempre più adeguati alle esigenze dei ragazzi. Nel presentarlo oggi abbiamo il piacere di avere con noi il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha seguito le fasi di presentazione del progetto con interesse e ha dimostrato una grande attenzione nei confronti della scuola, della nostra scuola, con la finalità proprio di migliorarla, di cambiare l'esistente in meglio e far sì che i ragazzi la vivano con un maggiore senso di appartenenza e soprattutto in maniera proficua possano svolgere la loro attività didattica. Riqualificare gli spazi esterni a questo scopo. Noi all'Istituto Gallo abbiamo spazi esterni al Brunelleschi e all'Istituto Professionale Enogastronomico molto ampi. Devo dire che a livello strutturale ci siamo, però è chiaro che manca quella che potremmo considerare quel valore aggiunto, quella bellezza, quella gradevolezza che spesso non è molto presente nelle scuole, ma non possiamo chiaramente rassegnarci a questo, e grazie alla creatività dei ragazzi, grazie alle loro capacità, grazie alla sapiente guida dei loro professori è venuto fuori un progetto fattibile, un progetto completo e un progetto che non vuole, come dicevo poc'anzi, stupire con effetti speciali, ma vuole realmente concretizzare un'idea della scuola e di crescere sempre e crescere al meglio. Che ne pensate voi di questa iniziativa? È stata un'iniziativa diversa perché comunque non si sono visti spesso questi progetti e soprattutto è stato un progetto che è venuto da noi. Abbiamo avuto le direttive dai nostri docenti, ma comunque è stato realizzato tutto da noi studenti. È stato un bel progetto anche perché ci siamo relazionati molto anche con le altre classi. Da cosa è nata l'idea di questo progetto? Dalla volontà, diciamo, di noi studenti di voler riqualificare appunto gli spazi esterni per poter sicuramente studiare con più interesse, diciamo, avere un ambiente che ci stimola a studiare meglio e anche tramite una serie di migliorie che sicuramente ci aiuteranno, come per esempio dei tavolinetti negli spazi esterni. Anche da un punto di vista energetico abbiamo implementato appositamente dei paletti energetici che sfrutteranno l'energia solare per illuminare, e poi anche una fontana abbiamo ideato per poter diciamo, sfruttare tutte le risorse della scuola e in questo caso evitare sprechi di plastica e utilizzare le nostre borracce. Oggi al Niccolò Gallo un nuovo progetto per la riqualificazione degli spazi esterni, cui il Libero Consorzio ne sarà protagonista. Sì, oggi sono stato invitato alla dirigente scolastica qua al Niccolò Gallo, dove i ragazzi mi hanno presentato un progetto per la riqualificazione esterna dell'istituto. Devo dire un progetto avveniristico, un progetto che merita e che mi prendo l'impegno, ecco, di coinvolgere l'ufficio tecnico della provincia e anche il Ministero, se ci riusciamo, a farlo diventare progetto pilota per coinvolgere i ragazzi proprio poi nella gestione e nella costruzione di questi spazi esterni, perché ecco, ho visto ragazzi motivati, ragazzi con tanta voglia di fare, e siccome i ragazzi rappresentano il nostro futuro, noi dobbiamo porre molta attenzione. Voi avete delle competenze sugli istituti tecnici superiori, ecco, si è fatta già un'idea dal suo insediamento di qual è la situazione strutturale e non solo? Ma guardi, la situazione strutturale diciamo che è un po' carente.
negli anni devo dire che la provincia, al di là che è stata gestita da commissari, comunque i funzionari e dirigenti della provincia, per quello che hanno potuto, hanno attenzionato e riqualificato molte scuole. A breve andremo a inaugurare una scuola che è stata proprio completata in questi giorni a Ribera e continueremo su questa scia. L'ho detto in campagna elettorale, lo dico ora e continuerò a dirlo perché ecco, la scuola è il fulcro principale di una comunità, perché il sapere e la cultura che acquisisce un giovane garantisce un miglioramento sicuramente del territorio nel presente e nel futuro. Grande affluenza di gente nel corso dell'iniziativa svolta dal distretto Leo 108 Sicilia YB e dal Leo Agrigento Oste. Domenica a Piazzale Giglia a San Leone diversi medici hanno effettuato degli screening di controlli e prevenzione della salute, visite sul diabete, colesterolo, pediatrici, neurologici e della vista e dell'udito, grazie alla collaborazione di diversi medici che hanno prestato la loro opera volontariamente. Le interviste. Parliamo di questa iniziativa qui che si è svolta in Piazzale Asser. Cosa avete fatto? Noi oggi come Leo Agrigento Oste e come Distretto Sicilia ci siamo trovati per fare prevenzione e promozione della salute. Infatti grazie ai professionisti sanitari che si sono offerti volontariamente abbiamo fatto screening del diabete e del colesterolo, screening pediatrici, neurologici, della vista e dell'udito, grazie anche ai nostri partner che ci hanno garantito di avere le strutture e i materiali per eseguire questo. È questo che facciamo noi Leo, è questo che vogliamo dimostrare alla nostra cittadinanza e alla comunità, essere vicini alla comunità in ogni campo, non solo alle fasce bisognose ma anche per sensibilizzare le persone agli stili di vita corretti, perché come dicevano i nostri nonni prevenire è meglio che curare, quindi noi speriamo di aver spiegato a queste persone che sono venute oggi da noi a fare questi screening che uno stile di vita corretto e la prevenzione delle malattie può migliorare la vita. Oggi è stata un'iniziativa che abbiamo atteso per diversi mesi, abbiamo organizzato una iniziativa che ha come protagonista l'essere umano, quindi la prevenzione, gli screening. È importante informarsi e prevenire. Abbiamo avuto un discreto successo, più di 200 screening effettuati e questa è una cosa che ci rincuora. Dove c'è un bisogno c'è un Leo e noi siamo sempre operativi al servizio della città. Quali sono state le maggiori affluenze? Diciamo che c'è stata una maggiore affluenza in generale su tutti gli screening. Quello che ha avuto molto più successo è stato quello sul diabete e colesterolo, però devo dire che c'è stata un'affluenza un po' su tutti gli screening e questo ci fa piacere. Come sta andando? Facciamo un bilancio di questa attività, di questa prevenzione che avete fatto. Ci dica. Il bilancio è nettamente positivo, c'è stata una grossa risposta da parte delle persone. Diciamo che tutto è andato benissimo, abbiamo riscontrato qualcosina, abbiamo suggerito, la dottoressa ha dato i suggerimenti da seguire per queste cose, quindi io dico che è stato un successo, una bella iniziativa. Qual è stata l'attività maggiormente eseguita? Noi qui abbiamo fatto la misurazione del colesterolo e della glicemia e la dottoressa ha fatto poi l'anamnesi e in relazione ai valori che ha trovato di misurazione di pressione, dei valori che abbiamo riscontrato nella glicemia e nel colesterolo, ha dato i suggerimenti del caso. Quindi uno, diciamo, secondo questo test può capire se c'è una... È un'indicazione, sì. È un'indicazione, non è una valutazione approfondita, ma il valore dello screening è quello, poi va eventualmente approfondito da chi si dovrebbe. Questa mattina grazie ai Lions siamo stati coinvolti in questa iniziativa di screening che ha coinvolto anche bambini nell'età pediatrica insieme alla responsabile della nostra OS di diabetologia pediatrica, la dottoressa Piera Buscarino. Abbiamo eseguito gli screening di glicemia ai bambini. Com'è andata? È andata bilancio, bene, insomma, un discreto successo. Cosa avete riscontrato? Abbiamo riscontrato diversi casi, fortunatamente solo di obesità che poi prenderemo in carico in ambulatorio, fortunatamente nessuna iperglicemia, nessun diabete. Questa mattina è andata bene da questo punto di vista, però è importante farli ed eseguirli. Oggi abbiamo fatto una giornata di screening oculistici qui a Piazzale G, è stata una bella esperienza, abbiamo avuto una grande affluenza, dei buoni numeri, abbiamo fornito questo servizio indispensabile, quindi è stata veramente una bella occasione. Quindi un buon riscontro ha avuto l'iniziativa? Assolutamente sì, abbiamo fatto oggi un
in totale circa 250 prestazioni, solo 55 visite oculistiche, quindi è stata una bella esperienza. E si è svolta ieri 2 giugno la 9ª edizione della Festa del Cibo e dell'Arte di Strada, Mangia e Passia a Joppolo Giancazio, con tanta affluenza di visitatori che hanno apprezzato il ricco programma della serata. Noi eravamo sul posto. Oggi 2 giugno, 9ª edizione di Mangia e Passia a Joppolo Giancazio, un momento diciamo bello non solo per gustare i cibi di strada, ma anche per apprezzare le bellezze di Joppolo, con tanti spettacoli e musica. Siamo arrivati alla 9ª edizione di Mangia e Passia, il cibo di strada. Questa sera siamo felicemente contenti perché sta affluendo a Joppolo, un piccolo borgo di poco più di 1200 abitanti, migliaia e migliaia di persone da tutta la provincia e anche fuori provincia. Sono momenti questi belli che la gente li cerca, non solo per gustare il cibo ma anche per divertirsi. Infatti noi, come abbiamo fatto per 9 anni consecutivi, cerchiamo di ogni anno rinnovare un po' l'edizione di Mangia e Passia, cercando di proporre qualche prelibatezza particolare e qualche spettacolo un po' più carino rispetto agli anni precedenti. Un appuntamento che apre la strada all'estate col tradizionale appuntamento della sagra del melone giallo di cui Joppolo è leader. Sì, infatti oggi col 2 giugno abbiamo inaugurato un anticipo dell'estate joppolese e l'estate joppolese proseguirà dal 15 luglio verso il 20 agosto, ma con una giornata clou della sagra del melone giallo che posso già annunciare alla provincia e a tutta la Sicilia che la sagra si farà il 2 e 3 agosto, che è sabato e domenica. Quindi diamo appuntamento per quella data? Sì, infatti invitiamo tutte le persone a venire a Joppolo perché ci saranno tantissime novità per la sagra del melone giallo che sarà il 2 e 3 agosto. Claudia Casa, 9ª edizione di Mangia e Passia, cibo di strada e non solo a Joppolo Giancazio. Credo che non possa esserci una maniera più genuina di festeggiare il 2 di giugno, la festa della Repubblica, soprattutto la festa dei piccoli comuni come Joppolo Giancazio, piccoli comuni che continuano a rappresentare la spina dorsale della nostra Italia e che proprio per questo vanno messi in valore anche con iniziative come questa, ma non solo. Bisogna fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili per tirare fuori questi piccoli paesini dalla marginalità in cui vivono, dal fatto che la popolazione purtroppo si riduce sempre di più e quindi anche le occasioni per riuscire a creare qua economia, riuscire a trattenere qua i nostri giovani. Allora anche una giornata come questa, anche dare opportunità a tutti quelli che vogliono in qualche maniera resistere, continuare a stare qua, può essere un'occasione per incoraggiare appunto riuscire a portare avanti delle politiche a favore di questi piccoli comuni. E poi c'è anche il cibo di strada che arricchisce la serata, ma non solo questo, momenti anche di spettacolo. Sì, ci sono anche momenti di spettacolo perché come cibo ce n'è tantissimo, però abbiamo voluto condirlo anche con questi momenti di spettacolo. Abbiamo un'orchestra giovanile, la Modern Music Orchestra, OMMO. Avremo un artista di strada, Gianmarco Amato, che torna ad esibirsi sulla piazza di Joppolo Giancazio, dove era già stato sempre per Mangia e Passia, e poi alla fine della serata, direttamente dalla trasmissione Dalla strada al palco, avremo con noi Flavio Coloma, in arte Bebbo, che tanto successo è riuscito a riscuotere in quella trasmissione e che verrà a proporci il suo concerto in acustico. Un appuntamento che riscuote sempre tanto successo tra la gente. Stiamo vedendo le piazze piene nonostante ancora ci sia il sole. Sì, è vero, e questa pur senza grande battage pubblicitario, perché ci muoviamo sostanzialmente un po' attraverso i social, ma poi soprattutto attraverso il passaparola. Questa manifestazione si è guadagnata veramente un suo spazio e se vogliamo è un po' l'inaugurazione dell'estate, l'estate che meteorologicamente è cominciata ieri. Ecco, da un punto di vista dell'animazione e della voglia delle persone di stare insieme, inizia Joppolo Giancazio con Mangia e Passia. Benvenuti a Mangia e Passia, quest'anno è la 9ª edizione, già preso piede alla grande,
perché c'è già abbastanza affluenza e ancora non ci siamo inoltrate nella serata. Il cibo di strada la fa da padrona, ma non solo, anche spettacoli e musica. Sì, il cibo di strada la fa da padrona perché abbiamo diverse degustazioni, diversi stand che danno diverse cose da mangiare e quindi ce n'è per tutti i gusti, c'è dal coppo fritto al panino con le panelle alla roba cotta, quindi ci sono diverse specialità per tutti i gusti. In attesa dell'appuntamento più importante di Oppolo, che è la Sagra del Melone. Sì, quest'anno sarà sabato e domenica la prima settimana come di consueto, quest'anno sarà la 24esima edizione, già siamo anche per questo in fibrillazione. Linea alla regia per la pubblicità. Fine settimana di controlli, questo appena trascorso, in locali e stabilimenti balneari di Agrigento e San Leone, da parte degli agenti di polizia di Stato della Questura e dei carabinieri del comando provinciale. I poliziotti nella località balneare agrigentina hanno denunciato il titolare di un locale alla Procura della Repubblica per violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. I carabinieri invece, in una verifica fatta in un bar pub del centro cittadino, hanno sanzionato il proprietario con una multa da 400 euro per l'assenza dell'apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico obbligatorio per legge e della tabella informativa obbligatoria prevista per fornire indicazioni sui rischi associati al consumo di alcol. Nota del comitato di quartiere di Cannatello, San Leone: una perdita di acqua nella strada vede protagonista una ragazza che, incidentata, viene soccorsa in ospedale. Dopo l'ennesimo incidente automobilistico che si è verificato nella serata di domenica 1 giugno in viale Cavalieri Magazzeni, che ha visto protagonista una ragazza prontamente soccorsa e condotta in ospedale per le cure del caso, il coordinatore del comitato di quartiere Cannatello, Renzo Marino, ha scritto una lettera indirizzata ad AICA, al sindaco di Agrigento, al dirigente della settore viabilità, al comando della polizia municipale dello stesso comune e al prefetto Caccamo della provincia di Agrigento. Oggetto della missiva la segnalazione dello stato di estrema pericolosità che si determina all'incrocio tra la via Cavalieri Magazzeni e la via dei Fiumi ogni qualvolta viene attivata la turnazione per l'erogazione dell'acqua nella zona. Tale situazione, si legge nella nota a firma di Renzo Marino, fa sì che l'acqua dal tombino limitrofo formi un velo di acqua che, favorito dalla pendenza, attraversa la sede stradale della via Cavalieri Magazzeni in corrispondenza della curva dell'incrocio, con la conseguenza che i veicoli provenienti dai vari sensi di marcia vengono a trovarsi improvvisamente, dopo aver iniziato la curva, la strada bagnata con l'immediata perdita di aderenza del veicolo non più controllabile. La forte presa di posizione assunta dal coordinatore del comitato di quartiere Cannatello Marino muove dal fatto che gli enti preposti non hanno mai dato ascolto ai cittadini che hanno molte volte segnalato la situazione e non è stata mai affrontata da nessuna squadra di operai, né dall'AICA né dal comune. Questo stato di cose non può più essere tollerato, scrive Marino, che in tempi chiede un immediato intervento affinché venga eliminato lo stato di pericolo. Oltre all'immediata riparazione della perdita in argomento, il comitato di quartiere di Cannatello chiede pertanto che venga installata l'opportuna segnaletica stradale verticale e orizzontale che mette in risalto la pericolosità del tratto di strada segnalato, indipendentemente dalla contingente perdita idrica che ne aggrava la situazione. E un 35enne originario del Mali è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato e di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'immigrato, per motivi non del tutto chiari, avrebbe cominciato a litigare con il titolare di un'agenzia di onoranze funebri
in via Garibaldi nel centro storico di Agrigento e poco dopo avrebbe aggredito la moglie dell'imprenditore. Alla vista dei poliziotti della sezione volanti della questura, giunti immediatamente sul posto per riportare la calma, l'uomo è andato in escandescenza, scagliandosi contro il personale in divisa. Senza non poche difficoltà gli agenti lo hanno bloccato, identificato e denunciato. Marito e moglie invece sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio in seguito ad alcune escoriazioni riportate e guariranno in pochi giorni. Ignoti hanno appiccicato il fuoco al portone d'ingresso dell'abitazione di un quarantenne bracciante agricolo. È successo nella notte di ieri nelle vicinanze del centralissimo viale Lauricella nel centro urbano ravanosano. Le fiamme sono state spente dallo stesso proprietario. Si è accorto del fuoco e senza perdere tempo è riuscito a evitare il peggio, ad occuparsi delle indagini i carabinieri della locale stazione che come procedura investigativa hanno ascoltato la vittima. L'obiettivo è stato uno soltanto, riuscire a capire se l'uomo avesse avuto di recente problemi o dissidi o se avesse dei sospetti più o meno mirati su chi ha potuto mettere a segno l'atto delinquenziale. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. E a Messina un intervento eccezionale salva la vita all'ospedale Taormina su un sessantenne affetto da tetralogia di Fallot, il servizio dei colleghi di Messina. Un intervento eccezionale è stato eseguito all'ospedale San Vincenzo di Taormina su un uomo di 60 anni affetto da tetralogia di Fallot, una grave cardiopatia congenita. Il paziente, già sottoposto a numerosi interventi di cardiochirurgia, si trovava in scompenso cardiaco avanzato a causa di una grave insufficienza della valvola polmonare. Il rigurgito valvolare aveva provocato una significativa dilatazione e ipocontrattilità del ventricolo destro, con un progressivo deterioramento delle condizioni emodinamiche. L'intervento è stato pianificato e analizzato dall'EART Team, un team multidisciplinare composto da cardiologi pediatri, cardiochirurgi, cardiologi clinici e interventisti dell'adulto, radiologi e internisti. Dopo aver valutato attentamente le diverse opzioni terapeutiche, si è deciso di evitare un intervento a cuore aperto ad alto rischio, optando invece per una procedura transcatetere, complessa e innovativa. Questa consiste nel posizionare, tramite tecnica endoscopica, una protesi valvolare polmonare che si aggancia passivamente all'arteria polmonare del paziente. Per garantire il successo dell'intervento è stata eseguita una ricostruzione dettagliata dell'anatomia cardiaca del paziente attraverso immagini di alta qualità e ricostruzioni tridimensionali che hanno fornito tutti i dettagli necessari per la selezione delle protesi e la sua corretta implantazione. L'intervento è stato condotto con successo dal dottore Paolo Guccione, responsabile della cardiologia pediatrica, e dal dottor Giuseppe Cinirella, primario dell'emodinamica, con il supporto del dottore Gianfranco Butera dell'ospedale Bambino Gesù. Già subito dopo l'impianto, la valvola ha mostrato una funzione perfetta. I benefici sono stati immediati. Il giorno successivo il paziente riferiva un miglioramento nella respirazione e un aumento delle energie, e nella giornata post-operatoria è stato dimesso. Questa procedura, fanno sapere dalla struttura, rappresenta solo una delle tante attività di alta specializzazione che si svolgono presso l'ospedale San Vincenzo di Taormina, dedicato alla cura di adulti con cardiopatia congenita, operata o in fase naturale. E sempre a Messina è stata riaperta la cripta del Duomo. Domenica 1 giugno 2025 è stata riaperta al pubblico la cripta del Duomo. Un evento molto atteso, frutto di molteplici tentativi di intervento posti in essere negli anni, che oggi hanno restituito all'intera collettività un bene di elevato valore storico-artistico-religioso. Alla presenza delle massime autorità locali, l'arcivescovo Giovanni Accolla ha rivolto la sua parola di apprezzamento e gratitudine ed impartito la benedizione. Riaperta dopo i recenti restauri curati dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, un intervento complesso che ha riportato alla luce stucchi, colonne e marmi per anni sommersi sotto 1 metro d'acqua. Un patrimonio artistico che adesso torna a disposizione dei messinesi.
Il suo vero nome è Santa Maria sotto il Duomo e occorre scendere 3 metri sotto il livello stradale per ammirarla. A tutti i messinesi è nota come la cripta che per troppi anni è stata dimenticata, lì sotto il transetto della cattedrale tra il buio e l'umidità data dalle infiltrazioni. Sotto infatti scorre ancora il torrente Portalegni e alcuni rivoli d'acqua sono visibili sulle pareti. Ma adesso si riscrive un nuovo futuro grazie all'importante lavoro della Soprintendenza regionale ai beni culturali. La cripta dal 1 giugno tornerà infatti a essere visitabile e a raccontare la sua storia antichissima che parla di arte, cultura ma che racconta anche le devastazioni subite dalla città nel corso dei secoli. L'apparato decorativo era dedicato ai santi messinesi. Si possono notare i resti di pitture murarie che riproducono i volti di San Placido e Santa Eustochia. Nel corso del 1600 altri artisti hanno decorato ulteriormente le pareti che portano ancora le tracce di un passato tormentato visibile dalle stratificazioni. Negli anni 30 del secolo scorso gli ultimi interventi ad opera di Giovanni Russo. Soddisfatto anche il sindaco Federico Basile. Sono contento prima da cittadino e poi da sindaco. Oggi questo gioiello è accessibile a tutti quelli che vogliono scoprire la città partendo dal Duomo che è sempre più elemento centrale. Nei prossimi giorni ci saranno tanti turisti che potranno godere di questa bellezza. Passiamo allo sport, in questo servizio di Carmelo Lentini che ci parla delle squadre del Gela e del Modica che sono a un passo dalla Serie D. Intanto brillano i ragazzi dell'Acragas Under 16 che vanno così in finale per il titolo della categoria. Lentini. Calcio siciliano in evidenza dopo le semifinali di eccellenza disputate questa domenica. Il Modica supera infatti la Lettera Marconia per 6-0. In andata si era imposto per 2-0 ed accede così alla finale contro il Real Normanna. Si deciderà tutto nel doppio confronto, la promozione in Serie D. Anche il Gela accede in finale dopo aver superato in trasferta il Venafro per 0-2. L'andata a Gela era finita 3-0 sempre per la squadra di casa. Entrambe ora hanno ottime chance per disputare la prossima stagione per andare in Serie D. La finale si disputerà con la formula sia dell'andata che del ritorno, programmati rispettivamente per l'8 e il 15 giugno. Le vincitrici del doppio confronto otterranno la promozione diretta in Serie D. In questo caso si libererebbero 2 posti nell'eccellenza siciliana con possibilità di altrettanti ripescaggi. Ma scendiamo un po' di categoria. C'è una squadra tutta agrigentina che sta rappresentando il buon nome dell'Acragas. Si tratta dell'Under 16 dei tecnici Emiliano Bellavia e Dino De Rosa, che si stanno distinguendo per il forte attaccamento ai colori sociali. Adesso si spera possano ritornare più forte di prima dopo il triste abbandono. La giovane compagine acragantina, DOC, è composta da elementi locali, ha proseguito imperterrita la propria stagione, malgrado la scomparsa della prima squadra, e continua a lottare con particolare impegno. Sabato scorso si è aggiudicata la semifinale di categoria, superando i pari grado del Belpasso, accedendo così alla meritatissima finale che si giocherà adesso il prossimo 8 giugno contro la squadra allenata dall'ex acragantino Totò Tedesco che si chiama Terzo Tempo. In palio il titolo regionale di categoria. Senza una società alle spalle che la sopporta, la giovane compagine di Emiliano Bellavia e Dino De Rosa si autofinanzia grazie alla generosità dei genitori dei ragazzi che affrontano le lunghe trasferte. E poi ci sono anche passi elargiti da un ex dirigente acragantino, Baldo Veneziano,
e l'amministrazione comunale che consente di usufruire delle proprie strutture per gli allenamenti e chiaramente i tecnici e i tanti simpatizzanti. L'ultima formazione schierata dall'Akragas Under 16 era composta dai seguenti calciatori che vale la pena sottolineare: Di Girolamo, Taibi, Fiore, Nobile, Cirino, Cipolla, Alcozer, Salvi, Pagliarello, Gaglio, Fiore, Girgente, Diachité e Pellitteri. I gol che hanno permesso di sconfiggere il Valpasso invece sono stati siglati allo stadio comunale di Calascibetta dai giovani Aruta, Cirino, Salvi e Diachité. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, applicare Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per l'edizione di oggi e vi auguriamo una buona serata.